Qui abbiamo delle seppioline nane al nero di seppia con della mozzarella di bufala campana e un'emulsione di cavolo romanesco. Allora si parte con il preparare le seppioline, le facciamo rosolare in una casseruola, le sfumiamo con del vino bianco, ci aggiungiamo un fondo maturato di cipolla, della salsa di pomodoro, il nero di seppia. Ci aggiungiamo un po' di acqua per la cottura e finiamo la cottura. A parte abbiamo l'emulsione di cavolo romanesco, e il cavolo viene sbollentato in acqua e bicarbonato, dopodiché viene raffreddato in acqua e ghiaccio, e dopo viene scolato e viene emulsionato con dell'acqua di cottura. Viene aggiustato di sale e viene tenuto da parte. Possiamo procedere all'impiattamento. Una volta che le seppie sono pronte, vengono disposte sul piatto, ci viene adagiata sopra dell'emulsione di cavolo romanesco e della mozzarella di bufala. Viene finito solo e unicamente con dell'olio extravergine di oliva.